tagliata dai predoni. Ieri sera mezzo paese è sceso in strada dopo un primo colpo, ma i ladri, in barba alle forze dell'ordine e ai residenti che li stavano cercando, sono entrati in altre 2 case a pochi metri di distanza. Ubriaco alla guida, percorre oltre 20 km contromano lungo la A27, fermato dalla Polstrada, Vittorio Veneto, patente ritirata e sanzioni per 2.500 euro. Altri 200 positivi nella Marca, mentre il Veneto sfonda la soglia del 500.000 di contagiati da inizio pandemia, molti positivi tra i più piccoli non ancora vaccinabili. Le norme anti-Covid rischiano di cancellare anche quest'anno il Panevin di Arcade. Il sindaco ha incontrato gli alpini ed annuncia che sarà molto difficile realizzare l'edizione 2022. Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, Palazzo dei 300, il grande pannello con le foto di tante persone che hanno perso la vita in incidenti stradali. Ultima domenica ecologica per quest'anno a Treviso, ma poca gente in città nonostante l'anteprima del mercatino di Natale in Borgo Cavour, colpa della giornata uggiosa. Festa della Madonna della Salute, stamane la messa solenne in diretta su Antenna 3, una festa sentita non solo dai veneziani ma da tutti i veneti, tanti i fedeli che nonostante il freddo e la pioggia hanno voluto essere presenti. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca dunque in primo piano, Zerman assediata dai ladri, e questa volta ad essere prese di mira non sono solo le lussuose ville d'epoca ma le abitazioni di comuni cittadini. Ieri sera mezzo paese è sceso in strada dopo un primo colpo, ma i ladri, in barba alle forze dell'ordine e ai numerosi residenti che li stavano cercando, sono entrati in altre 2 case a pochi metri di distanza. Ieri sera, quando è tornata a casa mia mamma, ha visto 3 individui nel giardino o nella casa qui di fianco, e all'urlo di mia mamma uno si è accovacciato, l'altro è uscito da un albero, non so dove fosse, e hanno iniziato a correre forte verso un'abitazione di là. E ho chiamato il 112 alle 18:39, ero al telefono con il 112, 18:53 sono andati i ladri su una casa qui vicino. Zerman sotto assedio ed è ormai una caccia, guardie e ladri. Siamo nel centro del paese, a 2 passi dalla chiesa. Qui non parliamo di lussuose ville di facoltosi imprenditori, ma di normali abitazioni, villette singole o a schiera. Ieri sera i ladri hanno fatto man bassa dopo essere stati scoperti nel giardino della famiglia Novello, peraltro visitata lunedì e martedì dai soliti ignoti messi in fuga dai proprietari. I malviventi sono entrati in una villetta poco distante, di fronte alla casa dei Fürstenberg, presa di mira 3 giorni fa. Nessun dubbio che si tratti delle stesse persone. Hanno visto le telecamere e hanno visto esattamente le 3 persone che ha visto mia mamma, cioè questo signore con la borsa a tracolla, quello con lo zaino e l'altro. Ebbene, i 3 sono entrati nella villetta incuranti dell'allarme scattato all'effrazione e dell'arrivo dei vicini. Sono andata a vedere in giardino e in giardino c'erano 3 uomini che cercavano di entrare. Quindi Nella casa dei suoi vicini? Nella casa dei miei vicini, questa qui davanti. Nel giro di pochi secondi sono usciti altri vicini, hanno chiamato subito i carabinieri, le forze dell'ordine. Sono arrivati nell'arco di pochi minuti, solo che come sono entrati i carabinieri in casa a cercarli, loro sono usciti e sono provati ad entrare in un'altra casa. Spregiudicati senza scrupoli, mentre i carabinieri e mezzo quartiere è sceso in strada con torce e bastoni, i ladri entrano in quest'altra villetta poco più in là. Se ne sono fregati tranquillissimamente, sono usciti da questa casa qui per entrare in un'altra a meno di 50 metri di distanza. Ieri c'era nebbia, era buio, quindi giocava tutto a loro favore. Però non si può più stare tranquilli perché eravamo tutti qua, tutti fuori, tutti insieme e questi ce l'hanno fatta beatamente sotto il naso. Non ho mai visto in vita mia una roba del genere, perché di solito fanno un furto, dopo vanno a 2-3 chilometri di distanza, invece qua non interessa niente, intanto che i carabinieri sono al numero civico 10, al 19 fanno l'altro furto. Robe impressionanti. In paese la gente è ormai terrorizzata. Che comunque anche se viene dentro i ciapa, dimmi se mi dormo a notte. La cittadinanza è mobilitata, fioccano le adesioni al controllo di vicinato e si stanno organizzando gruppi, guai chiamarli ronde, per controllare i quartieri.
Faremo delle passeggiate notturne così e vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Ecco, l'importante è dare una mano alle forze dell'ordine perché purtroppo questi casi qua sono sempre più in aumento. Ancora cronaca, ha percorso oltre 20 km contromano lungo l'autostrada A27. L'automobilista all'ingresso della galleria Cave ha effettuato un'improvvisa manovra in inversione di marcia, continuando a correre nel senso contrario della carreggiata fino quasi al casello di Vittorio Veneto Sud. Ad allertare la polizia stradale molti automobilisti che se lo sono trovati di fronte. L'uomo, proprio davanti al volante, ha tentato di effettuare una seconda inversione di marcia, ma è stato bloccato. Si tratta di un 39enne di Pordenone in evidente stato di alterazione alcolica. Una volta fermato e controllato, l'uomo è stato sottoposto all'etilometro, da cui è emerso un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, 4 volte il massimo consentito. Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente e sanzioni per un importo non inferiore ai 2.500 euro. Ed ora l'andamento della pandemia, un aumento costante e continuo di contagi, altre 200 nella Marca nelle ultime 24 ore, sono 1261 in Veneto i positivi in più oggi. Sale seppur di poco anche il numero delle persone ricoverate. Sono 204 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella Marca. I contagi continuano a salire, anche se la situazione sul fronte ricoveri rimane sotto controllo. Oggi siamo 76 ricoverati, ieri avevamo 75, è entrata una nuova persona. I malati infettivi del distretto di Treviso, ovviamente non vaccinata. Il rischio di passare nella fascia gialla è sempre presente. I positivi sono tantissimi, questo sì, però sono dei positivi che per fortuna nostra non manifestano assolutamente sintomi, perché altrimenti a colpi di 200-250 al giorno voi capite se qualcuno, se tanti avessero i sintomi come la prima o la seconda ondata, noi andremo in default con gli ospedali. Cosa che non succede proprio perché la gente è vaccinata. Intanto molte sono le persone che nella Marca stanno continuando a prenotare la terza dose. La scorsa settimana si è registrato davvero un boom di prenotazioni. Ne abbiamo circa 3.000 che si sono prenotati, però devo dire che continua questa onda, quindi significa che la gente si sta rendendo conto che facendo la terza dose si stanno immunizzando, cioè si stanno immunizzando in modo tale da evitare di contrarre il Covid. In continuo aumento il Covid anche nelle scuole, sono oltre 120 le classi in quarantena, spiega il direttore generale Benazzi. La diffusione qui è davvero veloce, mentre continuano le code interminabili per poter effettuare il tampone in tutti i centri e nelle farmacie. Abbiamo tantissime persone che ovviamente vanno a fare i tamponi, ecco il perché delle lunghe code, tantissimi, e sono tantissimi, 4.000, 5.000 tamponi al giorno, cioè cose dalla prima ondata o dalla seconda ondata, che invece sono positivi per poter rientrare a scuola, fare sport nelle palestre, eccetera, vengono a farsi il tampone. Quindi abbiamo veramente una miriade di persone. I prossimi giorni saranno importanti per valutare l'andamento dei contagi e per capire cosa accadrà a Natale. E tra le varie ipotesi al vaglio del governo che dovrebbero entrare nel prossimo decreto in approvazione per la prossima settimana, anche quella della riduzione della durata del tampone rapido per l'ottenimento del Green Pass dalle 48 alle 24 ore. Sarà difficile da attuare perché chiaramente se adesso già riempiamo le giornate con dei tamponi effettuati ogni 48 ore servirà un ulteriore sforzo. Speriamo che la struttura pubblica ci metta in grado di attrezzarci, non solo noi come farmacie ma in generale i laboratori di analisi, per poter affrontare un eventuale ulteriore aumento. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo decreto firmato entro la settimana prossima per mettere nero su bianco le contromisure da attuare per contenere la quarta ondata, e tra queste la possibilità di ridurre la durata del Green Pass ottenuto da tampone rapido, facendola passare da 48 a 24 ore. Il tampone valido a 24 ore chiaramente è un ulteriore incentivo a vaccinarsi, secondo me, e teniamo presente che obiettivo primario della campagna è la vaccinazione, non certo il tamponare.
Con la vaccinazione si è visto che i dati sono inconfutabili, si sta riducendo di molto la trasmissione e soprattutto più che la trasmissione ancora di più l'ospedalizzazione, quindi è vero il virus circola ma diventa meno virulento e quindi impatta di meno sulla salute. Ricordiamoci che la cosa importante è che gli ospedali non vadano in saturazione per permettere l'attività ordinaria degli ospedali, non esiste solo il coronavirus, durante l'inverno ci parliamo solo di coronavirus quando in realtà ci sono tanti altri casi che devono essere seguiti. L'eventualità di ridurre ad un solo giorno la validità del test rapido è sul tavolo del ministro Roberto Speranza per 2 motivi. Il primo, ridurre i rischi di casi falsi negativi ed indurre almeno una parte dei Novax a rivedere le loro posizioni. Parlando anche a nome dell'ordine provinciale dei farmacisti di Treviso e del nostro sindacato di Farmacie Unite, io invito la popolazione a mantenere un comportamento più rigoroso possibile e a mantenere quindi il distanziamento soprattutto nei luoghi chiusi e l'utilizzo di mascherine in un periodo invernale nel quale ovviamente il contatto al chiuso aumenta. E le norme anti-Covid rischiano di cancellare il Panevin di Arcade. Il sindaco ha incontrato gli alpini ed annuncia che sarà molto difficile realizzare l'edizione 2022 dello storico falò dell'Epifania. Ci siamo trovati con gli alpini e con i responsabili della sicurezza. Abbiamo fatto il punto, diciamo che è molto difficile che quest'anno si possa fare il Panevin. La pandemia e le misure anti-Covid potrebbero far saltare per il secondo anno consecutivo il Panevin di Arcade e lo striscione posizionato dagli alpini giusto un anno fa in piazza, che dava appuntamento al 5 gennaio 2022, è assai probabile debba essere aggiornato di un altro anno. Ecco le motivazioni che rendono molto difficile l'allestimento del tradizionale falò dell'Epifania, anche se il sindaco non vuole perdere del tutto la speranza. È considerato spettacolo per cui tutti seduti al massimo 1000 persone. Capirete che con 7000 persone che di solito arrivano ad Arcade mettere questi vincoli è già un problema, però io sono possibilista, vediamo se nelle prossime settimane qualcosa può cambiare. E così, mentre Treviso ha ancora in forse il veglione di Capodanno in piazza, le speranze di poter vedere il più grande Panevin della Marca sembrano sempre più ridotte al lumicino. L'anno scorso si fece solo un piccolo simbolico falò. Forse anche quest'anno sarà così. Già l'anno scorso abbiamo fatto fatica a digerirla, quest'anno sarebbe impossibile, però capite che non è una volontà né del sindaco né degli alpini, ma le regole sono regole. Diciamo, speriamo che nelle prossime settimane qualcosa possa migliorare per dare la possibilità agli alpini di fare la loro festa, la festa del paese, il Panevin di Arcade. Ragioniamoci sopra, dalla pandemia all'autonomia. Ieri sera Luca Zaia ha presentato il suo primo libro, un'autobiografia nella quale il presidente della regione ha svelato anche degli aspetti non noti della sua vita privata e pubblica. Il Covid e l'autonomia, passando per i ricordi dell'infanzia, nel primo libro di Luca Zaia. Ragioniamoci sopra, il titolo dal famoso tormentone della parodia di Crozza, un'autobiografia, quella del presidente del Veneto, nella quale la parte del leone la fanno gli ultimi 2 anni, quando il coronavirus ha stravolto la vita di tutti. Il Covid è una bestia strana, arriva a febbraio 2021, a noi ci grazia, c'è brutto termine, a noi ci salviamo. La Lombardia fa una strage, pensate che a Vo non c'è una strage, a Codogno entra, fa una strage, sì, modelli sanitari diversi, però è anche vero che da noi prende, va a Venezia dopo 4 giorni, cioè il primo paziente, fa 3 morti, che sono tanti, e sparisce. Venezia è in pieno carnevale, Venezia che è l'età media alta, Venezia che è la città dell'assembramento, sparisce. Arriva a Treviso, mi pianta un cluster ospedaliero, cioè, da piangere, cioè, decine di morti, cioè, non ne uscivamo più. E la decisione di informare quotidianamente i cittadini. Non sappiamo se resteremo vivi, non sappiamo quanti moriranno, ma di certo io non voglio che nessuno dica che si sono nascoste le informazioni. E da lì nasce quel punto stampa. E così Zaia ripercorre mesi difficilissimi, quando le mascherine erano introvabili, ancor meno i respiratori. Siamo riusciti a portare a casa, rispettando le leggi ma non quelle dell'embargo, questo lo possiamo dire, un camion di respiratori della Svizzera. E poi l'altro tema caldo è l'autonomia. Vi confermo che stiamo andando avanti a sprombattuto con il ministro Gelmini per cercare di trovare un punto di
equilibrio per una legge quadro, che non è la migliore delle soluzioni, però può essere la soluzione per riuscire ad andare a firmare un'intesa, e di certo noi firmiamo solo se l'autonomia è autonomia vera. 21 novembre, oggi è la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Palazzo dei 300, il grande pannello con le foto di tante persone che hanno perso la vita in incidenti stradali, l'impegno di comune e associazioni per la sicurezza stradale. Dallo scalone di Palazzo dei 300 sorridono i volti di giovani, donne, bambini che non ci sono più. Tutti hanno perso la vita in incidenti stradali. Il pannello è stato appeso anche quest'anno dall'Associazione dei Familiari in occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada che si celebra il 21 novembre. Una giornata che deve servire a far riflettere sulle cause di questa strage silenziosa. Mancato rispetto delle regole, eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e soprattutto distrazione. Il sindaco di Treviso, che è anche presidente dell'Anci Veneto, testimonia l'impegno dei comuni nel promuovere la sicurezza stradale. Il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza i pedoni, mettere in sicurezza i ciclisti, mettere in sicurezza gli studenti, sensibilizzare gli automobilisti, quindi diminuire la velocità nelle strade. Sono davvero tantissime le azioni che cerchiamo di mettere in campo, coadiuvati anche dalle polizie locali e dalle forze dell'ordine. Non sempre ci si riesce, ma non per volontà, però noi continuiamo soprattutto ad educare i più giovani. Ed oggi in Piazza dei Signori c'era anche Andrea Danna, che con la sua associazione Manuela, in nome della figlia scomparsa in un incidente, non ha mai smesso di impegnarsi per la sicurezza stradale. E dopo il cammino che quest'estate l'ha portato fino a Roma per chiedere tra l'altro contributi governativi per l'acquisto degli airbag per i motociclisti, è ora pronto ad arrivare fino a Bruxelles se non arriveranno risposte. Mi tengo allenato, attendo risposte dal Premier, da Draghi. Se non arrivano per Natale sono pronto a partire per Bruxelles per chiedere l'attuazione dei vari pilastri sulla sicurezza stradale. Il 7° pilastro parla della riduzione degli incidenti mortali del 50% entro il 2030. Ricordo dati Istat, nel 2019 3.700 vittime significa di poter calare 1.500 morti all'anno. Noi non accettiamo il calo dei 1.500 morti, 0 vittime sulla strada. Oggi a Treviso, ultima domenica ecologica dell'anno, poca però la gente che probabilmente a causa della giornata uggiosa ha preferito non venire in centro città. Vediamo. In centro si poteva arrivare solo a piedi, a parte le deroghe previste, ma in realtà pochissimi cittadini che hanno raggiunto il cuore di Treviso per una passeggiata. Il tempo uggioso non ha certo invogliato ad andare nelle piazze. La giornata ecologica comunque piace ai cittadini. Si cammina a piedi e fa bene alla salute. Noi andiamo sempre in giro in bicicletta, per quello bisogna sempre essere per l'ecologia, non solo la domenica. Quindi servono secondo lei queste manifestazioni? Speriamo di sì. Anche se vede ci sono sempre tanti in macchina. Oggi è più vivibile Treviso. Ma sì, a parte il tempo, ripeto, però sì. Sì, a piedi le macchine fuori. A qualcosa servirà, certo non risolve il problema. Speriamo che attuino delle iniziative più stringenti, forti, insomma, per questo problema che è molto importante, forte. Tanto meglio, sono sostenitore di bicicletta, quindi qualsiasi cosa valga come mezzo di trasporto per evitare le macchine. Perciò. Fra l'altro poca gente anche al mercatino di Natale a Borgo Cavour, dove si entrava con il Green Pass. Questa è una delle tante iniziative, ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin. Stiamo cercando di contenere il quantitativo di inquinanti nell'aria. Devo dire che recentemente ISPRA, che è l'Istituto Nazionale per la Protezione Ambientale, ha evidenziato come e questo è un aspetto positivo, come negli ultimi anni ci sia un costante calo degli inquinanti nell'aria, e questa è una sottolineatura importante, sto parlando appunto del Veneto, perché nell'opinione pubblica c'è l'impressione che la qualità dell'aria sia peggiorata negli ultimi anni, invece la qualità dell'aria è sensibilmente migliorata.
Per migliorare sempre più la qualità dell'aria, spiega Bottaccin, ci vogliono tante azioni messe insieme. La giornata ecologica è una di queste. Poi aggiunge: purtroppo noi abitiamo in un'area, quella del bacino padano, in cui c'è uno scarsissimo ricambio d'aria. Proprio è un caso unico sicuramente in Europa, ma probabilmente al mondo, e quindi tutte le emissioni che noi produciamo rimangono qua. Pertanto è difficile raggiungere dei livelli di qualità dell'aria ottimali, se non facendo tutta una serie di sforzi notevoli. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco.